Grandi notizie per i tifosi del Napoli. Un nuovo nome è arrivato a rinforzare il centrocampo della squadra di Antonio Conte. Prima di entrare nel dettaglio di questo ingaggio che promette di avere un impatto sulla stagione, godetevi questo video e iscrivetevi al canale per non perdere nessuna notizia sul Napoli. Il Napoli ha ufficializzato l'arrivo di Philip Billing, 27enne centrocampista danese proveniente dal Bournemouth. L'annuncio è stato dato sia dal club che dal presidente Aurelio De Laurentiis, che ha scritto sui suoi social network: "Benvenuto, Philip. Il giocatore arriva in prestito con opzione di acquisto, una scommessa sicura per rafforzare la rosa". Philip Billing porta con sé un curriculum impressionante. Dal suo debutto in Premier League nel 2017-18 ha segnato 12 gol, secondo solo a Christian Eriksen tra i danesi nella massima serie inglese. Inoltre, si è distinto per gli intercetti e i tackle, risultando il giocatore con il maggior numero di tackle per il Bournemouth dal suo arrivo nel 2019-20, con 182 in totale. Inoltre, Billing è stato uno dei pochi centrocampisti a raggiungere la doppia cifra in gol e assist nella stagione 2021-22 del campionato, dimostrando la sua versatilità e capacità di contribuire offensivamente. Nella sua carriera al Bournemouth ha collezionato 201 presenze, affermandosi come membro fondamentale della squadra. Per Antonio Conte, Billing sarà un'aggiunta preziosa al centrocampo, offrendo sia la forza difensiva che la capacità di proporsi in attacco. La sua esperienza in Premier League sarà fondamentale per aiutare il Napoli a lottare per il titolo in questa stagione. Cosa ne pensate di questo acquisto? Philip Billing è il nome giusto per rafforzare il centrocampo del Napoli? Lasciate le vostre opinioni nei commenti e restate sintonizzati per ulteriori notizie.